Seconda edizione del nostro audio giornale con le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. In 59 secondi tutto venne giù. Intorno non c'erano più case ed edifici, ma solo polvere e devastazione. Era la sera del 6 maggio 1976. Alle 21 una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 fece tremare il Friuli, provocando ingenti danni e crolli. Circa 1.000 morti, 3.000 i feriti. Un orcolat, come lo definisce la gente del posto, che 44 anni fa mise in ginocchio parte della regione. Per le disposizioni legate al contenimento del coronavirus, nella giornata odierna a Gemona del Friuli si è svolta una cerimonia in forma ristretta, con deposizione di corone, una messa a porte chiuse e 400 ritocchi di campana per ricordare i 400 morti. Sarà una commemorazione silenziosa, ha scritto il sindaco di Gemona Roberto Revelant, mai vissuta prima. Da quella terrificante. Sono state 3.124 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Di queste 60 sono state sanzionate per inosservanza e una è stata denunciata per falso. Una persona positiva al coronavirus è stata denunciata a Trieste per aver violato la quarantena. È quanto emerge dai dati diffusi dalla prefettura di Trieste. Durante le verifiche 63 persone sono state denunciate per altri reati. Per quanto riguarda le attività o esercizi commerciali, nella giornata di ieri controllati 1.508. Nessuna sanzione è stata elevata ai titolari. In Friuli Venezia Giulia il numero dei guariti da Covid-19 ha superato quello complessivo degli infetti e dei deceduti a causa del virus. Si tratta di un momento importante nella lotta al coronavirus nella nostra regione, che dimostra come gli sforzi e i sacrifici compiuti stiano dando risultati concreti. Lo ha annunciato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, commentando i dati odierni relativi all'andamento dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia, in base ai quali i casi accertati positivi al Covid-19 risultano 3.094, con un incremento di 9 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.706, mentre i clinicamente guariti 120. 3 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, 115 ricoverati in altri reparti e 844 le persone in isolamento domiciliare. Le persone attualmente positive al Covid in Friuli Venezia Giulia scendono quindi a 1.082. Si registrano 3 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 306 il numero di morti. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, con 165 casi, Udine 73, Pordenone 64, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.298 infettati, Udine 959, Pordenone 647, Gorizia 190. Ed ora vi lasciamo in compagnia di Francesco Bortone, presidente dell'Associazione Alternativa, con il quale abbiamo aperto una collaborazione, un appuntamento settimanale per parlare di cose locali in modo chiaro e trasparente. Allora un saluto a tutti, come avrete saputo sono stato presentato, è un primo appuntamento per spero una serie futura che abbia il vostro interesse e la vostra curiosità. Io sono un commentatore di fatti che accadono nel quotidiano e qui in Friuli e quando un commentatore come me non sa di che cosa parlare in genere si rifugia sul futuro. Però questa volta il futuro è effettivamente l'argomento centrale, perché in questi momenti dove il futuro è di fatto una proiezione del presente, il presente già in se stesso è oscuro, quindi quando si parla di futuro non si sa più neanche di questo cosa parlare. Però ci sono due cose a cui mi ispirerei, che sono state un po' il leitmotiv di questi mesi. Il primo, andrà tutto bene, e il secondo, il ritorno alla normalità. Oddio, andrà tutto bene, sinceramente non mi sembra che poi sia andato tutto abbastanza bene. E se ci penso ai fatti di oggi, un po' alla confusione che regna, sono un po' perplesso che il futuro vada tutto bene. Io chiuderei qui su questo discorso e parlerei un po' di quello che sarà un ritorno alla normalità. Il ritorno alla normalità è un po' un punto interrogativo, perché se è vero che eravamo abituati a vivere in un certo modo
sempre che questo sia un modo normale di vivere, quello che ci riserva il futuro sarà certo una anormalità, nel senso che vivremo in una serie di terra di nessuno nella quale le cose vecchie non andranno più bene, ma non ci saranno le cose nuove a cui adeguarci, e quindi saremo ci confronteremo con situazioni nuove alle quali ci dovremo abituare. Certamente non so quali sono queste situazioni nuove, alcune però sono assolutamente conosciute a tutti. Ci muoveremo mascherati, ci dovremo abituare a questo incredibile accessorio che al momento posso solo che preoccuparmi, perché con questo diventerà tutto un po' complicato, dal mangiare un semplice gelato al fumarsi una sigaretta, ma soprattutto penso anche all'estate, cioè con la mascherina a 35 gradi all'ombra diventerà faticoso sia asciugarsi il sudore e sia anche a respirare. Però la mascherina, con tutte le sue complicazioni, penso che sia ancora il meno. L'attrezzo più ingombrante di cui ci dovremo munire sarà il metro. Andremo in giro con un metro estensibile, ho già fatto, perché questo ci dovrà salvaguardare dalle contestazioni delle forze dell'ordine, perché ci vogliono sanzionare perché non rispettiamo le distanze, ed ecco che tireremo fuori il nostro metro e dimostreremo che stiamo mantenendo la distanza, a meno che non ci vogliamo contornare con una ruota di 1 metro di diametro che ci permetterà di muoverci come dei ballerini tenendo sempre le distanze dagli altri. Ma non è solo questo, ci troveremo a lambicarsi sul cervello su tutte quelle norme, non norme, prassi e procedure che si inventeranno il governo, le regioni, i comuni, le province, dove ci riempiranno di dubbi e incertezze che ci distoglieranno fortunatamente dalla televisione, perché perderemo le serate a leggerci tutte queste ordinanze, che saranno certamente chiarissime, dalle quali certamente faremo degli errori e delle incompetenze, però saremo trattati un po' come delle macchinine su delle monopiste, cioè perderemo la nostra libertà di agire e di pensare, perché saremo subordinati a delle direttive che ci indicheranno cosa dire, cosa fare e come comportarci. Di fatto sarà una forma di perdita di libertà, un averci tolto qualche cosa che era nostro e ci verrà ridato un po' alla volta come se fosse una concessione, un qualche cosa che ci viene donato da chissà chi. Non dimenticatevi che tutto ciò che ci verrà donato un po' alla volta già era nostro prima che questo accadesse. Cosa rimarrà alla fine di tutto questo? Io sinceramente non lo so, però ho un'idea. Rimarrà certamente un senso di disagio e di incertezza, ma anche un senso di ingiustizia di un qualche cosa che ci è stato tolto, ma cercheremo di mediare a questa mancanza con la fantasia. La fantasia ci farà ricordare i bei tempi passati, con quella fantasia che tocca molto una specie di Le 1001 notte, dove ci diremo com'erano belli quei tempi di una volta dove si poteva fare questo e quest'altro, ma forse quei tempi non erano neanche troppo belli loro. Io vi saluto e arrivederci alla prossima incontro.